Urla e offese in pronto soccorso contro i medici e il personale delle forze dell'ordine. Ennesima nottata difficile, questa volta all'ospedale di Castelfranco Veneto, dove i sanitari sono stati costretti anche a chiedere rinforzi per gestire una situazione che altrimenti avrebbe potuto sfuggire di mano. Il primo episodio scatenato dall'arrivo in pronto soccorso di un giovane marocchino che sosteneva di essere stato picchiato dal buttafuori di una discoteca di Castelfranco Veneto perché molesto. L'arrivo dei suoi amici ha scatenato l'inferno. Lui è stato medicato, poi sono arrivati i suoi amici che hanno alzato un po' il tono della voce in pronto soccorso, i nostri gli hanno detto di stare tranquilli e la cosa è finita lì. Ecco, quelle turbolenze che le persone hanno sentito era perché erano arrivati un gruppo di ragazzi che evidentemente erano all'interno della discoteca con lui, che hanno voluto venire per capire lo stato del soggetto che ovviamente lamentava queste ferite di essere stato picchiato. Il secondo episodio con l'arrivo di un altro giovane, questa volta completamente ubriaco insieme ad un connazionale. Entrambi insieme a degli amici avevano passato la serata in un locale a Loria. Uno dei due giovani rischia la denuncia per resistenza pubblica ufficiale. Alle 5 del mattino, nonostante le sue condizioni, è andato in escandescenza perché voleva essere dimesso immediatamente. Tutti episodi che hanno rallentato il lavoro dei sanitari, episodi di violenza, anche verbale, non nuovi negli ospedali la notte, tanto da convincere il direttore generale Francesco Benazzi a predisporre turni notturni sempre con personale per la maggior parte maschile. Notte cerchiamo di mettere anche un infermiere uomo, in modo tale da garantire che anche questi ragazzi si calmino un attimo, che se trovano solo infermieri donne qualche volta pensano di poter far quello che vogliono, insomma. L'ULSS 2 avrebbe bisogno, spiega Benazzi, di almeno 25 tra psicologi e psichiatri. Purtroppo siamo abituati a questo, evidentemente soprattutto d'estate, quando i ragazzi sfogano un po', come dire, il loro senso di libertà in modo, direi, esagerato. Questo comporta poi disagi per tutti gli altri. Adesso è finito il concorso degli psicologi, noi speriamo che Azienda Zero ci metta subito a disposizione una graduatoria, ne abbiamo estremamente bisogno, li mettiamo anche qualche volta in sostituzione di psichiatri che non riusciamo a trovare, quindi nel SERD, nella psichiatria, cioè nelle aree più a rischio.